L'incontro di oggi ha il titolo Catania Donna, storia di un amore senza tempo e ci offre l'opportunità di esplorare e celebrare la femminilità come fonte inesauribile di bellezza e di cultura. Beh, sono veramente contenta che i ragazzi siano sempre più vicini al tema delle pari opportunità e della donna in genere. In particolare ringrazio la dirigente dell'Istituto Gemellaro per aver voluto organizzare questo incontro qui nei nostri locali del Palazzo della Cultura, ispirandosi a delle donne che nella nostra città hanno fatto la storia e hanno realmente fatto comprendere che la donna può rivestire dei ruoli anche di primo piano all'interno di tutta la società. In particolare qui presente con noi anche la dottoressa Elena Granata delle politiche giovanili e pari opportunità che ci ha aiutato nell'organizzazione di questa grande giornata. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sensibilizzare le coscienze, soprattutto le coscienze dei giovani, affinché i ragazzi possano comprendere che per abbattere il divario che purtroppo ancora esiste tra uomo e donna nella società e nel mondo del lavoro in particolare, dobbiamo partire da una sensibilizzazione dei ragazzi, da un cambiamento, un fenomeno proprio di cambiamento culturale che deve partire proprio da loro, dai giovani, perché ricordiamoci che educando i giovani non saremo poi costretti a punire gli adulti.